Per la provincia di Treviso e per il nostro Veneto è una bella notizia dopo la ripartenza di un periodo molto difficile e di tante chiusure. Questo è un segnale di fiducia, un segnale positivo, un segnale di speranza per tante aziende che anche naturalmente hanno passato nel primario questo periodo difficile, pur non essendo mai state ferme nel loro lavoro, nella loro produzione, ma comunque hanno perso naturalmente tante percentuali di vendite rispetto alle chiusure degli ristoranti, degli alberghi, del turismo e di tutto quello che è successo. Quindi diamo un segnale di speranza, ma soprattutto mettersi in rete, mettersi assieme, promuovere assieme i prodotti di qualità di questa stupenda parte del nostro Veneto, questa terra che è anche patrimonio dell'UNESCO, ricordo, diventa importante, ma soprattutto diventa essenziale anche per la sopravvivenza del sistema stesso agricolo. Noi aspettavamo diciamo con ansia la firma di questo protocollo, perché poi finanzieremo quei fondi naturalmente del piano di sviluppo rurale legati ai GAL, ai gruppi locali appunto di azione per questo territorio, appunto questo importante progetto di messa in rete delle imprese. Quindi ho detto al Presidente di accelerare, e comunque ci sono anche altri enti che daranno una mano, la Camera di Commercio, gli enti territoriali, quindi essere insieme diventa assolutamente essenziale e soprattutto strategico. GAL Alta Marca già da 6 mesi sta lavorando su questo progetto, non appena uscite i criteri regionali per la costituzione dei distretti del cibo. Vorrei ricordare che saremo la prima provincia nel Veneto a istituire il distretto del cibo. Le opportunità sono molteplici. Si tratta di lavorare finalmente assieme a tutte le categorie del primario. Parlo a categorie che rappresentano l'agricoltura, ma non solo, anche poi assieme ai ristoratori, agli albergatori, gli artigiani eccetera, per costruire dei progetti unitari e concreti nel territorio di tutta la provincia di Treviso, per promuovere i prodotti tipici, che ne abbiamo in abbondanza a riconoscimento europeo, ma non solo. Direi che la cosa più importante, che è la sfida più grande, è quella di parlare con una voce sola e con un coordinamento sui progetti, questo è l'essenziale. L'obiettivo è creare il distretto del cibo della Marca trevigiana. La provincia di Treviso è la prima provincia in Italia per DOP Economy, cioè per fatturato derivante da prodotti di qualità a riconoscimento europeo DOC, DOP, IGP. Accanto al Prosecco, che ha una grande capacità di traino, abbiamo tante altre eccellenze da promuovere in maniera congiunta. È importante anche dare una regia unica agli eventi del turismo enogastronomico e promuovere la cultura gastronomica anche con i prodotti tipici e tradizionali, con le antiche ricette, con le PPL, produzioni piccole locali, che sono molto importanti nel territorio. Approfitto anche per dare un messaggio. Adesso finalmente è finito questo lockdown che ci ha tenuto 2 mesi agli arresti domiciliari. Siamo un po' come molle compresse, abbiamo voglia di andare all'aria aperta, di festeggiare. Ecco, venite nel nostro territorio. Il Prosecco è per definizione il miglior vino al mondo per festeggiare, quindi venite tutti a festeggiare nelle terre delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. Tanto i complimenti a chi ha organizzato questo convegno, perché è l'inizio dopo questa pandemia che ha coinvolto il nostro territorio e naturalmente anche le attività. Questa sinergia è importantissima per il rilancio, ma soprattutto questa sinergia che vede assieme lo Stato, vede assieme la Regione, vede assieme naturalmente l'Europa come rappresentante del territorio, per rilanciare questi che sono i prodotti della nostra terra, di un lavoro fatto di tante generazioni e che deve portare quei risultati e quelle soddisfazioni economiche che tutto questo mondo del lavoro si merita. Pieve la città dello spiedo, la città del record dello spiedo, ma soprattutto la città che ha ospitato per tantissimi anni Lino Toffolin e la tradizione della cucina veneta. Ancora oggi Pieve di Soligo è riconosciuta per questo merito. Ci fa molto piacere il lavoro del GAL, in maniera particolare il lavoro del Presidente Carlet e il supporto che ha trovato da parte di tutte le istituzioni nel portare avanti questo importantissimo progetto per tutto il territorio. E noi siamo stati anche un po' gli artefici assieme a tutti gli altri enti in modo che si realizzasse questo progetto, che è assolutamente virtuoso, è un accompagnare il territorio e tutti gli operatori a valorizzarsi, a rendersi ancora più visibili e creare gruppo.
perché comunque sappiamo quanto potenziale ci sia in zona, quanto porterà anche il patrimonio UNESCO, perciò tutto quello che serve per appunto creare sinergie è assolutamente necessario, e noi come Coldiretti ci crediamo da sempre, in primis con le nostre aziende, ma comunque dialoghiamo a 360 gradi, perché l'unione mai come adesso fa la forza. Penso che il loro ruolo sia importante o determinante. Noi già siamo impegnati, come hai detto, da tanti anni nella valorizzazione di tanti prodotti tipici della marca trevigiana. Abbiamo ben 5 rassegne che organizziamo con le Proloco per la valorizzazione dei prodotti. Il nuovo distretto per il cibo è visto dai membri dell'Osservatorio per il paesaggio come una potente sinergia, perché nella nostra concezione, nella concezione del Presidente Masiero, che mi incarica di porgere i saluti a questa iniziativa, vorremmo creare dell'ambiente un concetto ampio, una visione nuova, che fonde natura e cultura, che fonde scienza e storia. E il cibo in questa ottica diventa una risorsa paesaggistica formidabile e si inserisce a pieno titolo nel ritmo della natura, attraverso anche le cerimonialità che il cibo incorpora in sé, che in maniera assolutamente automatica va a inserirsi a pieno titolo in ogni logica e in ogni studio di approfondimento di tipo paesaggistico.